Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori di Veneto Globe, Radio Conegliano, Renato Pasqualotti, il grafologo. La settimana scorsa vi ho un po' portati nell'ambito e nell'ambiente del Veronese e del Palladio. Oggi dedico questa puntata per parlarvi in modo più dettagliato di Andrea Palladio, architetto e scenografo italiano. Andrea Palladio, il cui nome era Andrea di Pietro della Gondola, è nato il 30 novembre del 1508 a Padova. È morto il 19 agosto del 1580 a Masera. Era di origine molto umile. Il padre faceva il mugnaio e lui iniziò la sua attività, già giovanissimo, attorno ai 14 anni, come scalpellino. Lo troviamo poi come muratore. E la sua fortuna è stata di aver incontrato nel 1538, quindi all'età di 30 anni, il conte Gian Giorgio Trissino. La famiglia da Padova si era spostata a Vicenza ed è proprio nell'ambito vicentino che ha incontrato questo conte, il quale, un po' con la mania anch'esso di architettura, aveva visto nel giovane Andrea delle grandi potenzialità. Al punto tale che lo ha chiamato lui stesso Palladio. Il nome del Palladio deriva dal nome di un angelo di un suo poema epico. Così infatti questo giovane muratore allora diventò appunto il Palladio. Fu fortunato appunto Palladio perché incontrò nella sua vita delle persone che hanno molto creduto in lui, che lo portarono in ambiente romano, dove lui accolse, analizzò, guardò con molta attenzione questi templi romani. Quindi la sua cultura, il suo approfondimento è soprattutto in ambito romano, studiando i classici. Entra quindi in questo contatto con la classicità e Alvise Cornaro, altro importante personaggio che lo ha aiutato, lo ha riportato poi in ambiente dell'entroterra veneziano e gli ha dato il via alla costruzione di quelle straordinarie, meravigliose ville venete che sono tuttora nell'ambito dell'entroterra veneziano nella zona del Brenta. La sua cultura quindi è una cultura di grande osservazione, di studio, di analisi e lo troviamo poi interessante tutto questo nell'analisi grafologica che Girolamo Moretti, il padre della grafologia italiana, ne ha fatto leggendo la sua scrittura. Che cosa dice Girolamo Moretti per la scrittura del Palladio? Lui dice questo. Ne trova ovviamente come sempre i segni grafologici che definiscono un po' il carattere di questo individuo. Lui dice che dell'intelligenza è quantitativamente sopra la media e qualitativamente piuttosto artistica. Non è molto generoso Girolamo Moretti con il Palladio. Tra l'altro, riflettendo, mi viene da pensare che Moretti abbia appunto parlato in questo modo, un po' riducendo le potenzialità, adesso vi leggerò anche gli altri commenti, proprio perché si trova davanti a un artista veneto. Lui aveva molto enfatizzato l'ambiente umbro, l'ambiente toscano, e ridotto un po' la classicità e la genialità di questo architetto. Che cosa dice? Dice che il Palladio tende a creare uno stile proprio, ma con la rievocazione e mescolanza di altri stili. E ne parla appunto del segno diseguale metodico, che come vi ho detto nelle altre puntate è il segno della genialità, dell'arte, della creatività,
che trova in questo artista in misura non così rilevante. Dice, non ha la forza di creare e di impostare uno stile proprio, quindi sembra che il suo stile sia più uno stile di imitazione. E qua sicuramente mi pare che lo stia un po' troppo riducendo. Dice poi, non è spiccatamente artista, perché il segno diseguale metodico supera appena di un grado la misura media. Nelle sue opere c'è molta apparenza per rifarsi della deficienza di originalità. Ha qualche tratto di vena, nell'arte è un uomo fatto, non nato. Allora, che cosa viene da pensare qui? Lui sottolinea che il Palladio, più che essere nato un po' come genio, di avere questa creatività, è una persona, è un artista che ha molto assimilato da qualcosa di precedente e sicuramente dalla classicità. Quale potrebbe essere quel segno particolare che definisce, che può giustificare questa affermazione di Girolamo Moretti? Mi viene da pensare che è soprattutto il segno pendente, che come sappiamo per quel che riguarda l'intelligenza, l'intelletto, è il segno dell'assimilazione, che consente quindi di percepire, di capire. È il diseguale metodico poi che dà la creatività, l'originalità dell'individuo. Ma noi sicuramente, anche perché siamo un po' veneti, non possiamo andare a ridurre in questo modo il Palladio, che viene considerato uno dei più grandi architetti che la storia abbia appunto avuto, soprattutto in periodo del Rinascimento. Dal punto di vista del carattere, che cosa dice? È strano, ha la spinta alla permalosità, prova risentimento anche per una osservazione giusta, è fermo nei suoi propositi, si infervora per dare più forza ai suoi progetti. Ecco che allora noi andiamo a vedere che passiamo pur per buono il fatto che il Palladio non avesse per natura questo talento, ma che tutto sia nato dal fatto di aver avuto questa possibilità di studiare, di approfondire, di assimilare, grazie appunto a queste persone importanti che lui, questi mecenati, queste persone che ha trovato nella sua vita e che gli hanno consentito appunto di studiare, di riflettere, di approfondire. Dobbiamo considerare anche che il Palladio ha scritto dei trattati attorno all'architettura e quindi sicuramente lo possiamo definire come uno studioso, consideriamo le sue umili origini e non possiamo non dire che la sua potenzialità di fondo c'era. Ma quali sono i segni grafologici che possono determinare questa sua forza di volontà, questo carattere? Lo andiamo a trovare nel segno mantieni il rigo, che è un segno di fermezza. Lo possiamo trovare in quel famoso angolo B, che è l'angolo al vertice delle lettere, altro segno di fermezza, ma soprattutto nelle aste rette. Questo ha fatto sì che questa forza di volontà abbia in qualche modo consentito all'artista di superare quello che Moretti definisce come una carenza della sua possibilità, della sua predisposizione, del suo talento. Tra le opere importanti che noi troviamo, sicuramente è la Basilica Palladiana, quella che fa un po' riflettere sulla sua capacità. Il Palladio ha inglobato un fabbricato gotico e lo ha ricondotto quindi nella parte esterna, nella parte esteriore, con un colonnato tipicamente rinascimentale. Ecco, questa sua genialità la troviamo poi anche in tutte le ville, quelle famose ville che noi definiamo appunto ville palladiane, dell'entroterra veneziano, tra cui Villa Valmarana di Monticello, poi Villa Pisani di Lonego, Villa Contarini di Piazzolo sul Brenta, ma soprattutto di Villa Barbaro a Masera. Di Villa Barbaro ne avevamo già parlato precedentemente quando vi ho illustrato la bravura, la genialità, la potenzialità, l'arte del veronese.
Abbiamo visto quindi come il veronese abbia un po' trascritto nelle sue opere pittoriche un po' tutta l'architettura di Andrea Palladio. C'era una grande intesa tra i due, uno architetto e l'altro decoratore. Il decoratore ha riportato anche all'interno di questi grandi saloni la struttura architettonica del Palladio che troviamo appunto all'esterno. Quindi grande intesa, grande possibilità di scambio di opinioni. Non sempre noi troviamo nei geni questo tipo di collaborazione, c'è molto individualismo tra loro, qui invece troviamo sintonia. Uno ha aiutato l'altro. Dove lo troviamo quindi questo nella scrittura dell'uno e dell'altro? Lo troviamo nel segno sinuosa, che indica quella leggera inclinazione delle lettere, il cui allungamento dei vertici lo troviamo molto in alto. Questo sta appunto a significare che lo scrivente ha questa predisposizione di entrare in empatia. È lo studio dell'individuo che interessa, dell'arte, della cultura di chi sta davanti o di chi collabora appunto in questo. Lo troviamo in entrambi. Ecco che quindi abbiamo trovato una grande intesa tra i due. Questo architetto è diventato poi famoso in tutto il mondo, data la sua abilità. È diventato famoso un po' in tutta l'Europa, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. Chi ha presente la Casa Bianca vede proprio che è tipicamente palladiana la struttura esterna, quindi un architetto molto osservato, molto imitato. Se questo architetto ha un po' studiato i classici, è poi servito anche di aiuto per il neoclassicismo, quindi quell'architettura che noi troviamo più avanti, nel Settecento, all'inizio dell'Ottocento. Direi che sicuramente è una figura importante, ha lasciato una grande testimonianza, un grandissimo lavoro in tutto il territorio del Brenta, nella zona di Padova, nella zona di Vicenza. Questo artista così famoso, morto all'età di 72 anni appunto a Masers. La sua morte è un po' avvolta nel mistero. Si può dire comunque che è morto a Masers, dove diversi anni prima aveva realizzato la villa che noi sappiamo, la Villa Barbaro, e stava costruendo in quegli anni, in quel periodo, il tempietto appunto che è retrostante nella parte nord della villa. Con questo architetto, questo artista molto discusso e del quale noi abbiamo ben poco da parte del Girolamo Moretti, dove appunto, come vi ho detto prima, realizza i suoi progetti con la sua forza di volontà che troviamo nel segno Mantieni il Rigo, e certi abbellimenti un po' alle volte ridondanti della sua architettura, delle sue facciate, le troviamo invece nella scrittura, nei ricci, nella parte finale delle parole, che sono appunto ricci di ammanieramento. Con questo io vi lascio, auguro a tutti i radioascoltatori e tutti i telespettatori una buona giornata. Renato Pasqualotti da Veneto Globe, Radio Conegliano. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.